Serie B-Win. Appassionati. Cercasi vittoria salvezza, lo Spezia con 3 punti resta in Serie B-Win, la Virtus Lanciano evita i play-out con un successo al picco e una contemporanea sconfitta della Reggina a Cittadella. Prevarrà il coraggio o la paura di perdere? Lo scopriamo tra poco. Appassionati della Serie B-Win, un saluto da Ricky Buscaglia, benvenuti a Spezia Lanciano. Sguardo al cronometro per Merchiori che fischia, comincia Spezia Lanciano. Colloca basso per Okaka e lo Spezia è in vantaggio, non ha trattenuto le ali, tap-in da 0 metri di Sansovini, segna il bomber dopo una magia di Okaka. Mammarella, parte lui, sinistro, ha pareggiato il Lanciano, un'altra meraviglia su calcio di punizione di Mammarella, al 18esimo è di nuovo parità, 1-1. Okaka, il cross per lo stesso Okaka che aveva Gojan, sbuca Sansovini, stop, tiro Madonna per l'ennesimo inserimento di Piccini, ancora sul primo palo, Leali miracoloso su Sansovini, prende posizione, passa su Almici, Okaka, Almici lo ha agganciato, rosso diretto, cambia tutto alla Spezia, 29esimo, Lanciano in 10. Cambio in arrivo, deve ricompattare la linea Gautieri e allora rinuncia Turchi per inserire Di Cecco. Fischia l'arbitro, comincia la ripresa. Calcio di punizione, battuto basso e serve la parata di Guarna per intercettare il colpo di testa. Diamenta, traversone con l'esterno, ha cercato la rovesciata Sansovini senza trovarla. Tavola apparecchiata per la soluzione tiro da fuori che però viene masticata da Bobo. La suola per l'inserimento di Garofalo, altro cross, colpo di testa pericoloso di Di Gennaro, inserimento di Madonna, Di Gennaro vuole la porta, libera il mancino con una mano Leali, palla che ha cambiato direzione in aria. Di Gennaro, dai e vai, Madonna è sulla linea di fondo, il cross morbido, Okaka che aggancia e toglie il pallone dalla disponibilità di Sansovini. Superiorità numerica a destra per lo Spezia, sfruttata, cross di Madonna che va sul secondo palo e non si è coordinato a dovere Antenucci. Palla dietro per il sinistro di Di Gennaro, Leali. Il rinvio di Leali sul quale può arrivare triplice fischio. Finisce qui. Spezia Lanciano 1-1, la salvezza per entrambe è rimandata